Ok, forse ci siamo adesso. Boh. Ok, c'è qualcuno, però purtroppo la chat non mi va. Che domaroni, madonna. Ragazzi, un attimo solo, scusate. E ora, Tamokar, niente, sto tablet sta partendo qua, perché non capisco. Tanto saluto tutti virtualmente, anche se non posso vedere la chat. Quella troia di tua mamma. Se non dai il telefonino, ma non vedo un cazzo del telefonino. Eh. Allora. Ciao Enrico, ciao Lorenzo, ciao De Maz, Stepni, Carlo, Enrico Luisi, Angelo Rifino. Ciao ragazzi, forza Milan. Fa un culo anche il Sassuolo di merda. Che spaccano i coglioni. E abbiamo vinto, porca miseria. Hanno anche il coraggio di lamentarsi quelle merde. Io godo come un porco. Ok, forse ci siamo chiamati dal tablet, che sarebbe sicuramente meglio. Ciao Gigi Palla, ciao Mocco88. Guardate ragazzi, ho un po' di mal di gola, quindi sono un po' al mezzo servizio. Ok. Ciao Alessandro Sabatino. Scusa raga, sono veramente un attimo in difficoltà col tablet, chiedo scusa. Eccoci qua. Grazie John. Suso si è fatto 2 cappelle mondiali, però vabbè, insomma, abbiamo vinto e chi se ne frega del resto. Ciao Nicola Stavasci. Ok. Adesso vediamo qualcuno in più, purtroppo ho fatto anche poca pubblicità su sta diretta, quindi vediamo. Si bacca, vabbè, due tocchi, ma Sassuolo deve solo che stare zitto. Se penso a tutte le partite che abbiamo perso immeritatamente col Sassuolo, guarda. Cioè, con quel coglione di Berardi che gioca bene solo contro di noi, quella pippa umana. Quanto lo odio Berardi, madonna. Uno dei giocatori più sopravvalutati del mondo, insieme a Verratti, secondo me. Ciao Alex Martin. Io ho visto il calcio anni 90, il calcio vero dei grandi campioni, altro il calcio di queste merde. Purtroppo c'è in giro di tutto, John, lavoro da me, cioè, i miei colleghi hanno preso 3 volte l'influenza in 2 mesi, così, poi vado a correre con l'umidità e tutto. Ciao, fioi. E io sono sempre nudo poi, cioè, non metto mai sciarpe un cazzo. Beh, era rigore, cioè, lo poteva dare, sicuramente, quindi non è clamoroso, però di solito al 70% quei rigori li danno, ma con tutti i torti che abbiamo subito questa stagione, è il minimo, insomma, quindi non mi preoccupo minimamente. Non mi preoccupo minimamente, anzi siamo ancora in credito, a meno di 5 partite. Ciao Nico.
Ciao Mr. Cupi, cioè, ma avere Berardi al fantacalcio, consiglio da amico, è proprio la cosa più sbagliata da fare. È un uomo che prende una munizione a partita, quindi proprio avere Berardi al fantacalcio è come avere un puttanone che non puoi trombare, cioè la stessa cosa, è proprio inutile. Adesso tra poco cominciamo, ragazzi. Lo so, John, lo so. Grazie Stefano Marchetti, ciao Luca Parrella. La pa 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 para pa pa na 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 na. Ragazzi, obiettivo Europa League, questa è la cosa che dobbiamo assolutamente portare a casa. Se riusciamo ai quarti, sarebbe bello andare veramente in finale. È dura, però proviamoci. Adesso abbiamo Valencia, Palermo, e abbiamo già vinto col Valencia, una vittoria, una sconfitta, Leverkusen, Olympiacos, Ajax, Internazionale, AS Roma, PAOK. 3 squadre italiane, ragazzi, per un sogno chiamato Europa League. Sidoti, ciao Sidoti. Me lo godo il Sidoti. Ok, raga, direi che possiamo anche cominciare, secondo me. No, non gioco per niente a My Club, non mi piace proprio. Pronostico Inter-Roma, spero Inter 0, Roma 10, cioè questo è il mio sogno, speriamo. Spero proprio io spero che finalmente l'Inter capisca che le partite che ha vinto le ha vinte un po' così, perché vedere anche Pioli osannato, sinceramente, è proprio una cosa ridicola secondo me, scusate, ma questo è il mio modestissimo parere. Cioè, addirittura parlano di un Inter in Champions, cioè, se vogliamo bene il calcio italiano, insomma, ora se è l'Inter di una volta sì, ma l'Inter di adesso onestamente in Champions prende solo che bombe, purtroppo. Come Roma e Napoli anche, perché purtroppo è così. In questo momento solo la Juve può fare qualcosa, cioè il calcio italiano è veramente indegno. Cioè l'Inter e il Milan di 10 anni, 15 anni fa era in zona retrocessione probabilmente, ricordiamocelo ragazzi, perché forse voi siete più piccini e quindi non avete seguito tanto il calcio quando la Serie A era al top, ma cioè, Inter e Milan adesso sono due squadre che veramente potevano arrivare, non dico terzultime e quartultime, però dodicesime e tredicesime sì. Ciao Steph Dav, ciao Lidia, Nicolò, ciao Nicolò. Grazie Daniel, Andrew, Mayweather. E si ricomincia, fioi. Vai raga. Si va Udine. Vediamo di fare una buona partita, speriamo. Occhio ragazzuoli. Vai Kume. Peccato. Hai bisogno di una bella prestazione, anche se l'obiettivo principale ormai è l'Europa League, ricordiamocelo. Il nostro vero obiettivo è l'Europa League. Vai ragazzuoli, vai Kume. Il Kume solo contro il mondo, solo contro il mondo. Ma c'è uno dei nostri, ma porco due però, dai, ma che sboro, fioi. Il gol è... Eccola là, subito il gol dell'Udinese, Dio Cristo. Il gol di Baccara da annullare comunque. 1-0 Udinese, la squadra sta già pensando alla Champions e all'Europa League. Grazie Angry 90. Cominciamo molto male però, Dobbiamo riprendere un po' la mano ragazzi. Ciao Vittorio Greco, ciao Ale25, ciao Mattia Paradisi. Occhio, bravi, roba nostra, ma fuori, mamma mia che inizio di merda. Un inizio veramente balordo. Occhio fioi, bravi, dai prendiamola, andiamocene.
Dai, Kumo, buon tacco e andiamo. Buono. Dai, un passaggio giusto, madonna. Niente, ho problemi, ho problemi. Uh. Ragazzi, ci sono problemi con la diretta perché... Vorrei un attimo capire, ragazzi. Occhio. Aspetta un attimo. Non vorrei che fosse problemi. Che palle, però. Ogni tanto che si stivaneggi. Se la Messi blocca. Ragazzi, come va? Ciao Massimo, ciao Samuele Conforti. Voglio capire come funziona il tutto. Madonna, cioè, ci sono problemi oggi, mi dispiace. Tommaso Cesca. Ho qualche problema e non capisco il perché. Aspetta un attimo, ragazzi. Sì, c'è un'altra immagine perché sono uscito un attimo dal gioco. Qual è il problema? Ah, cazzo, c'era un aggiornamento da fare. Allora, raga, one moment e ci ribecchiamo tra pochi minuti, ragazzi. La diretta non è finita, ci ribecchiamo tra pochi che sistemo una cosa. Dai che forse ci siamo, speriamo. Ho riaggiornato il programma. E adesso vediamo se torna a funzionare sto porco di programma. Allora funziona sto porco. Allora funziona o no? Ciao, ciao Fabio, ciao Antonio. Allora funziona? Funziona il tutto? Così possiamo riprendere? Motorsport Manager sarà la prossima diretta per finire la stagione, assolutamente. Grande Desmond Shepard. Mi sembra che sia tutto di nuovo a posto. Aspetto il vostro commento per la conferma. Ok, tutto bene, funziona. Vai che andiamo, ragazzi. Go! Si riprende. Che due palle, per oggi ve l'ho detto, ragazzi. Purtroppo a sto punto ho avuto quel problema. Dovevo aggiornare, porca mignotta. Vabbè. Buono, buono. Siamo tornati. I minuti scorrono veloci. L'Udinese che ha beccato un rigore da Lazio, Dio Cristo. Non è che hai visto la partita, hai visto il Milan chiaramente. Vincono tutte, purtroppo. Cioè, è una sfiga che è una roba in grande proprio. Ok, perfetto. Siamo tornati operativi. Vai, Comendissimo. Il Comendissimo! Parata del porco, peccato. Purtroppo stiamo prendendo 1-0.
Dai che la recuperiamo subito, vai raga, vai raga. Ah, lento qualcuno. Ma come sto già pensando all'Europa League, sinceramente è anche giusto. Tanto il prossimo anno comunque noi ce ne andiamo da Palermo. Ciao Samuele Conforti, ciao vecchio. Aia, gol 2-0. Imbarcata del Palermo, ragazzi. Imbarcone. Imbarcata di Veneziano oggi, eh. Ma non me l'aspettavo sto crollo così. Non me l'aspettavo proprio. No, Michelotto, altro che Milan ladrone, ragazzi. Siamo ancora in credito. Altre squadre hanno molta più... hanno molta più questa nomina di ladrone. Non di certo il Milan, che poveretto. Penso che in tutta la stagione abbiamo perso, sì e no, 10 punti. E comunque il Sassuolo può solo che stare zitto con tutte le partite rubate al Mapei Stadium contro di noi. Quindi, papà, guarda, sono di un tranquillo Michelotto, guarda, quasi disarmante. Siamo mangiati 10 gol, Cristo. Bravi, bravissimi, dai 1-2, molto, molto bene. No, subito però. Ma che cazzo. Speciale, la Padula. Io sinceramente vorrei un bomber, vorrei un fuoriclasse. Però sì, purtroppo Bacca è forse nel momento della fase calante della carriera, non si può fare niente. La Padula è bravo, però ci mette cuore e anima, però non è un fuoriclasse, ragazzi. Il Milan ha bisogno di campioni. Ma ripeto, Michelotto, con tutto quello che abbiamo subito è il minimo. Cioè, dovremmo avere altre 5 partite così. Quindi, ripeto, la legge di compensazione ci deve essere, non ci può essere solo per gli altri, se no. Cioè, e comunque, cioè, io l'unico rigore veramente, cioè, a parte il rigore dato, e l'hanno sbagliato cazzi loro, è il rigore di Paletta, ma il primo non era simulazione di Berardi, ma poteva anche non darlo il rigore, secondo me. E comunque dopo 5 minuti l'hanno dato, quindi sinceramente proprio, guarda, è l'ultimo dei problemi. Io proprio odio il Sassuolo, poi perché è una squadra di un antipatico incredibile, cioè con giocatori sopravvalutati. Proprio non li sopporto. Dai cazzo, dai, entra in area, Dio santo. Beh, il rigore onestamente non poteva vederlo nessuno. Al terzo replay abbiamo capito che aveva toccato la palla con l'altro piede, quindi ci voleva la Moviola in campo. Il rigore c'era, dai, se non c'era quel rigore, ragazzi, c'era veramente è meglio non parlare di calcio, Fioi. Vai, Fioi. No, non ho ancora gustato DLC di Motorsport. Dai ragazzuoli, su. Non riusciamo a fare un cazzo, non riusciamo. Dai raga, dai. Buttala in mezzo. Beh, l'assist, ma la para quel po'. Ce la butta fuori di poco, peccato. Ma la Juve non ruba, la Juve è più forte, basta. In un campionato mediocre la Juve stravince. È quello il discorso, che purtroppo i campionati hanno un valore ormai del 3%. Cioè, nel senso, conta che la Juve di quest'anno, con i Higuaín e tutti, nel calcio anni 90 arrivava quarta. Cioè, quindi capisci? Purtroppo c'è sempre là, è una Serie A povera. È una Serie A poverissima. Quello è il problema. Quindi la Juve può vincere i prossimi 15 campionati, ma senza avversari è anche semplice. Ma non voglio denigrare la Juve, siamo tutti noi merde che non compriamo nessuno. Quindi la vergogna è l'Inter e Milan in primis, perché è vergognoso vedere, ciao Pigno, vedere le milanesi ridotte così, con l'Inter che si gasa perché vince 3 partite coi morti, e il Milan che vince la Supercoppa e sembra di aver vinto la Champions. La Roma è sempre stata l'eterna seconda, Napoli uguale. Lazio, anche lei purtroppo qualche anno buono, però nella sua storia non ha vinto molto, lo sappiamo. La Juve fa mani basse di un campionato senza avversari, dove con 20 punti ti salvi quasi. Cioè, è proprio ridicolo.
Lo so che si può creare un continuo, infatti stanno mettendo di tutto. Adesso Motorsport Manager sarà la prossima diretta per chiudere la stagione. Dai, Kuma, niente. Comunque, ragazzi, nell'arco di una stagione hai sempre aiuti e sfavori, quindi è normale che sia così. Cioè, purtroppo è così. Milan ha avuto torti a Udine, torti con la Sampdoria, col Torino, ne ha avuto un casino. E ci sta ogni tanto legge di compensazione, qualche piccolo aiutino. Ecco, ma col Sassuolo, ricordiamoci le partite degli altri anni. Cioè, non so, niente, è finita purtroppo. Vabbè. Speriamo. Anche la Lazio sento che ha vinto con rigore così, vincono tutte, probabilmente. Io spero che l'Atalanta è una sola che deve andare in Serie A, che deve andare in Europa League. Lei se lo merita, solo che dopo va in Europa League e poi va fuori il primo turno. Cioè, quello è il problema. Poi servono le milanesi, purtroppo. Ragazzi, purtroppo siamo anche, il campionato si è anche calati. A questo punto si deve pensare all'Europa League perché la squadra la vedo un po' svuotata in campionato. Forse perché sanno anche della partenza del Kuma. Va bene, amichevoli, cioè non le posso fare prima dell'Europa League, mi dispiace, ma sboccia proprio. Ok. 3-0 con l'Inghilterra, molto good. Un attimo solo, ragazzi. Raga, devo sentarmi un minuto, arrivo subito. Eccoci qua, ragazzi, scusate, oggi veramente ce n'è sempre una. Ok. Perché la Juve adesso vince tanto, quindi dà fastidio, è normale che sia così. Chi vince è antipatico, ragazzi, lo sapete. Allora, quel coglione di Berardi, quanto lo odio, madonna. Una pippa di giocatore che si gasa, Dio Cristo. Ma una munizione a partita a un attaccante. Non lo sopporto proprio, Berardi. Si va a Valencia, ragazzi. E adesso dobbiamo dimostrare di essere pronti per andare in semifinale. Sarà durissima contro il Valencia Sea-Half, ma noi possiamo tutto. Voglio lasciare Palermo con un sogno. L'ho già vinta l'Europa League sulla Master League, ne voglio vincere anche da giocatore. Puttana, merda, vai. Ciao Hideo Shakiri. Era Ciocev, madonna, veramente due campioni proprio. Vai ragazzuoli, andiamo a strappare il biglietto per la semifinale. Adesso però ragazzi basta parlare delle cazzate di Milan, Inter, Sassuolo, pensiamo al vero calcio, il calcio del Cumendone. Vai Fioi, siamo al... Proprio a Valencia, siamo al Mestalla, cazzo. Cazzo, va bene, bene, bene. Ah sì, è vero, c'è uno stadio, giusto. Vai ragazzuoli. Tutti insieme, raga, se non c'è il vostro supporto non vinco, io ve lo dico, dopo fate voi. Dai ragazzuoli. Occhio. Occhio subito, mamma mia. Dobbiamo cercare di fare un gol.
Al Mestalla, Porca puttana, siamo partiti veramente di merda, stanno pressando come dei bastardi. Dai, fioi che andiamo. Hop, grande Cume. Tiene palla bene, grandissimo colpo di tacco. Ragazzi, supporto come andiamo per Valencia Palermo. Fanculo anche la Serie A vera. Il Cume subito, mamma mia, Alves spara. Buoni, dai, buon inizio per il Cume, però dobbiamo centellinare le forze, non possiamo sprecare forze. Crediamoci, è un'impresa possibile. Sì, lo so ragazzi, lo so, però è più importante il Cumendone col Palermo. Il calcio reale ormai è una merda, cazzo. Se penso a tutto il business che gira ormai, è veramente una vergogna. Dov'è la passione ormai? Queste tutte le pubblicità di scommesse che fanno, una roba no vergognosa di più. Dai ragazzuoli, buttala in mezzo, bravissimo, il come può pulire, fuori di niente. Non ci credo cosa ci siamo mangiati, no, abbiamo fatto anche una bella cosa in realtà. Che sfortuna ragazzi, che sfortuna. Don't not parole veramente. Vai ragazzi. Vai, come stiamo giocando bene adesso. Vai Cume. Il Cume se ne va da solo. E ancora Alves. E ancora il Cume di testa. E ancora sfortuna. Ma incredibile. È incredibile. Il Cume si gira da grande. Ma guarda che roba. Stiamo dominando. Passala, il Cume entra in aria, c'è il gol, no, fuori di niente, ma non ci credo, ma dai. Ma non ci voglio credere, ci siamo mangiati un gol fatto. Queste le pagheremo, queste le pagheremo a caro prezzo, ho paura. Ai, queste le paghiamo. Incredibile. Bravo portiere. No! Vai, cambiamo gioco di qua. Bella anche questa. Non ci credo, ancora parata. No, vabbè, ha fatto una cosa incredibile, non ci voglio credere. Stiamo letteralmente surclassando il Valencia. No, non ci credo. Ma porca miseria. Stiamo dominando, Dio mio. Quanti gol mangiati. Ragazzi, ma quanti gol abbiamo sbagliato? È una roba impressionante. Un attimo solo, raga. Porca miseria. Ciao Francesco Messina, ci stiamo mangiando di tutto, ragazzi. Ci siamo mangiati di tutto, purtroppo. Una vergogna proprio, una rapina, la rapina del Mestalla. Dalla subito, questo deve essere gol però. Dio Pontatus. 4 gol mi sono mangiato.
Non ci voglio credere, non ci voglio credere, madonna. E la sbaglio, stanno giocando malissimo, potremmo essere 3-0 e essere già in semifinale. Ancora il Cume, ancora numero. Gol! E ancora, questo è un gran tiro, niente da fare Diego Alves, incredibile oggi. Ti prego, mano il gol di testa, proviamole tutte. Il Cume di testa, gol, gol, gol! No, anche sulla... Vabbè, va bene, va bene. Va bene, va bene. Ancora un'azione bellissima. No, incredibile, incredibile. Incredibile. Tira una mina. Non ci credo. Ciao Nicolò, ciao Nicolò. No, non ho parole, la pagheremo sicuramente. Tutti sti gol mangiati li paghiamo, cioè, è chiaro. Anche Alves bravo perché ha fatto anche bei tiri, però... Incredibile il Valencia CF. Fallo, Dio Cristo! Guarda come stiamo giocando al Mestalla. Sti stronzi siamo ancora 0-0. Adesso usciamo così mi girano i coglioni però Che Palermo però ragazzi, che cuore, che squadra, che anima. Ok, ancora un'azione. Proviamo a passarla. Fuori ancora. Non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Stiamo letteralmente surclassando il Valencia CF. Altra palla recuperata. Bravissimi ragazzi, questa è lunga però forse. E il Cume la ruba ancora. Quest'oltre deve passare il Cume, tira. Vabbè, ma tu... Vabbè, è proprio vabbè. Cioè, scusate ragazzi, però mi girano i coglioni, stavolta mi girano i coglioni, però. Neanche i miei compagni segnano. Buono. Buono, ancora recupero, dai ragazzi. Ma no, ma vale che sta fermo quell'incoglionito. Non ho parole, non ho parole. No, fallo. Ma va a cagare, va. Dai, fioi, dai. Dai che andiamo, dai che andiamo. Niente, niente, niente. Ragazzi, c'è bisogno del supporto, altro che Inghilterra, Italia del rugby. Tanto non ne vinciamo una purtroppo. Guarda, altra pagina che potrei commentarla a 20 anni. Cioè, l'Italia del rugby. Niente, non riusciamo a pressare. Dai, freghiamoli sta palla. Mamma mia, che furto va al Mestalla. Ciao Michelotto, ciao. Occio, dai, buttala su. No, beh, se prendiamo il gol è una vergogna. Ci siamo mangiati 4 gol, ragazzi, purtroppo. (0-0) veramente orribile perché potevamo vincere 3-0. Vabbè, va bene. Diego Alves migliore in campo, chiaramente ci ha fatto i miracoli sto stronzo, figlio di Troia. Allora è così. Ok, siamo già 85, cazzo. Ok. La partita di campionato la saltiamo chiaramente. Ciao Luca Gamer.
Voglio andare direttamente all'Europa League, Fio, non ho voglia di perdere tempo con queste partite. Il Palermo perde ancora, Fio, non mi c'ave un cash. Tanto poi andiamo via dal Palermo. Ciao Riccardo Marchesi, ragazzi, Europa League ritorno. Lo 0-0 è brutto perché con un pareggio con gol passano loro. Con calma ragazzi, con il relax andiamo a conquistare la semifinale. Ciao Buenos Aires Game. Vai raga, ritorno 0-0 al Mestalla, partita dominata. Bisogna assolutamente vincere in casa a Palermo, dai! Bellissima! Me l'ho che mangiata. Ciao Medeo Doni, il pick and come ragazzi. Vai ragazzuoli, il Kuma incazzato nero dopo l'andata. Fallo non fischiato chiaramente, grazie. Teniamo un po' la stanchezza, non dobbiamo stancarci troppo ragazzi, Dai raga, prendiamoci le semifinali, prendiamocele tutti insieme. Ciao, grazie, salve Bottino. Ciao Alessio Campi. Hop, buono. Dai che andiamo, dai che andiamo. Ma no, a me quella troia che tu ama una gran zoccola. Dai fioi, dai. Occhio. Niente da fare. Giochiamo con ansia questo ritorno per il momento. Come la perde malissimo anche. Persa molto male sta palla, dai fioi, stiamo giocando peggio fuori in casa. Occhio. Bravi fioi. Dai ragazzuoli, dai. Buono. 1-2 perfetto. Bella questa. Gol! Quella trota. Grazie Nicolò. Il Cume la recupera ancora. Fallo, buono fallo. Buon fallo questo preso. Questo è un buon fallo. Dai il missile. Ma non passa. Ma per cos'è sta roba? Non passa da me piuttosto. Ma vaffancuore. Vara, gol mangiato, gol subito, dai. Bravi ragazzuoli. Vai che andiamo. Vai Kume! Niente, neanche questo gioco da campione. Non ha proprio stregata sta partita, non vogliono portarmi in semifinale, incredibile. Ancora nostra. Occhio fioi.
No! No! Mamma mia. No! Mamma mia, fuori di poco. Dai, 0-0. Dai ragazzi, dai, il supporto, che sento che c'è il supporto. Ancora un po', ce la possiamo fare. Crediamoci, il Cume recupera un'altra palla. Mamma mia, lanciami subito. Lanciami subito. Sinistro difficile questo. Siamo in 103, grazie ragazzi. Sono mancato un po' delle dirette per impegni piacevoli, ma extra lavorativi. Dai fioi, dai cazzo. Semifinale di ritorno dopo lo 0-0 di Valencia, rubatissimo. Siamo lenti, sì. Ocio, buttala su. Mamma, fuori di non di troppo. Voglio anch'io il gol, ragazzi, ma non arriva. Recupera ancora il CF, Valencia CF. Ma no, a me! Mamma mia che missile preso. Overall del Cume 85. Stop, fallo! Fallo, Cristo! I poteri forti, cioè i poteri forti. E dà il fallo. Mamma mia che partita, che sfida col Valencia. Non perderla. Brutto cross. Ma che cazzo di cross è? Dai, come con Galatasaray agli ultimi minuti. Freghiamo sta palla, sti valenziani di merda. Cupolotto anticume, sì sì. Buono. Però la perdiamo. Ancora nostra. Oh no, che casino. Bella. Distendiamoci. 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 Questo deve essere gol. No, ma che passaggio è? Ma che passaggio è? Merde, ma dai. Dai Cume. Ma perché non la incrocia? Ma sei un figlio di merda proprio. Sei un figlio del cazzo. Dai, l'incornata della vita. L'incornata della vita. Incredibile, incredibile. No! Non la beffa atroce! Mamma mia. Ha parato di tutto Alves, incredibile. Vai! Bravo Cume! E arriva l'assist! E arriva il gol di Dinamarca! Sì cazzo, bravo Cume, assist perfetto. Ho fatto bene a passarle, mangiatemelo. E mangiatemelo.
Vaffancuore, vaffancuore, vaffancuore. Bravo Cume, passaggio perfetto e arriva il gol. E il Venezia ha vinto, sì è vero, 3-1. E godo, ma adesso pensiamo a qua, non me ne frega niente di nient'altro. Adesso chiaramente non dobbiamo prenderlo, raga, adesso non è finita. No! No, beh, no, beh, se arriva il gol subito non gioco più, però vado a casa. Dai. Cazzo, possiamo andare in semifinale, non ci credo, stiamo buoni. Manca ancora troppo. Hashtag manca ancora troppo. Che Cume, che assist, ha fatto l'altruista stavolta, è andata bene. Quattro di recupero, il furto continua, no! Il furto continua, no! No! Bravi. Ancora loro, tutti vogliono il gol del Valencia, incredibile, tutto il mondo lo pretende. Buttiamola giù, buttiamola via, buttiamola via. Se cazzo, semifinali col Palermo. Il sogno continua, Veneziano piange. Che bel gesto del Cume, questo porco vaffanculo. Ciao amore, ciao. Siamo in semifinale, non ci credo, fioi. Ciao Francesca Asa. Ciao Samuel. Siamo in semifinale, il pianto. 192 persone, ragazzi, e il Cume piange. Un pianto a dirotto per il Cume. Sì, porca puttana. Poi passa il Leverkusen. Passa la Roma e passa il 2-0. Passa l'Ajax. Bene, sono contento. Ce l'avevo fatta, ragazzi. E godo, ragazzi. E godo. Bayer Leverkusen, Roma, Palermo, Ajax. Signori, si può... come si dice, ci può essere un derby tutto italiano. Si è mercato l'Ajax, c'è l'Ajax di Dolber, del grandissimo Dolber, giocatore che seguo da tempo. Andiamo avanti. È arrivato il Bode, ecco il Bode 89, ragazzi. Il Bode 89, il canale del Bode. Il Bode. Siamo in semifinale, raga, Bode va eletto, se no stasera non riusciamo a fare un cazzo. Mamma mia, ragazzi, siamo in semifinale di Europa League, non ci credo, Fio, non ci credo. Mi viene da piangere, il pianto per il Cume. Un pianto un po' tipico, onestamente, con tutta onestà. Vai, campionato, ma lo pensiero è solo per Europa League, chiaramente. Però dobbiamo giocare per migliorare i parametri e per fare comunque gol e cercare di salutare il Palermo al meglio, anche se vinciamo l'Europa League, veramente ciao, Il Bode è un figo, ragazzi. Il Bode è il più bello, il più interessante, il più curioso uomo di questa terra e di tutte le altre terre. Se esistono altre terre. Mamma mia. Mamma mia, sono finito. Bode, c'ho un mal di gola, porca troia. Ho un mal di gola bodiano proprio. Grazie Brottini, grazie a tutti, siamo in tantissimi oggi, raga. Dopo i polemiche ci sono stati tecnici, adesso veramente siamo tornati a conquistare le dirette. Bravi. Ciao Eddie Zuccoli, me lo godo il buon Zuccoli. Ciao bello. Vai Cume, torna al gol Cume. Dio Cantusus. Ma che cazzo di palo ho preso? Ma puttana miseria, oh. Ciao Alessandro Zenatti. Quanta bella gente. C'è anche gente nuova oggi, saluto i nuovi cumendiani. Potevo passarla, mi ha provato il tiro, vabbè. Ciao Api. No, non ho fatto dirette, no. Quindi la prima, questa dopo un po'. Vai Cume, la sfiga continua. Cume di testa, parata di Pompini.
per vedere segnare il Koeman da grande Nicolò Grande, però non si segna, porca miseria. No Daniele, stasera sono dal Bode stasera, perché il Bode vuole il mio corpo, quindi devo andare dal Bode. Lo so Francesco, però se c'è la possibilità di andare al Milan voglio andare nella mia squadra e riportarla a vincere qualcosa. Vai Kume, il Kume scarta tutti ma non segna, il Kume fa tutto ma non segna, il Kume fa tutto ma non segna. Brutto fallo sul Kume. Grazie. Il Bode è contento, ecco. Ciao Ale31. Ragazzi, iscrivetevi al canale Il Bode 89, che è il canale più cool del pianeta. È un canale progettato per creare emozioni sessuali a tutti quanti. Ciao Matteo Marco. Mamma mia, siamo in semifinale, ancora non ci credo. Ciao Eddie Mattia. Ciao Charles. Oh, c'è il mitico Charles. Stiamo giocando benissimo, azioni, assist, roba, ci manca solo il gol. Beh ragazzi, 1 contro 3, 1 contro il mondo, il Kume contro tutti, il Kume contro tutti, il Kume contro tutti, il Kume contro tutti. Guarda che palla che ho rubato. Ma dov'è il fallo? Vabbè. Il Bode 89, c'è anche in chat, il Bode 89. Lo so che sei Nicolo. Occhio. Niente, non riusciamo a trovare il gol, porca miseria. Oh, buono. 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 Vai Kume. Vai Kume. No, che lento. Sì, sì, sono in semifinale di Europa League. Vai Kume. Spacca sta porta. Madonna, mi ammazzano però, mamma mia. Fuori di poco. Clicca sul mio nome qua. Clicca sul mio culo qua. Niente, non riusciamo a trovare il gol in campionato. Siamo calati molto in campionato. Le partite di Coppa ci stanno veramente massacrando. Ma ci sta, Beppe, ci sta. Buono. No, quella zoccolotta. E vai, vai Kume, bravissimo Kume, grande giocata qua. Ma no, così, ma che passaggio di merda. Perché sto passaggio di merda? Campionato giochiamo male.
In campionato si gioca male. Dai Fioi, dai. Occhio Matri. Bravi Fioi. Buono. Buono subito. Questa è bella. Questa è bella. Niente, il Cume non c'è proprio, ragazzi. Non ci siamo proprio in zona gol, non ci siamo. L'esonero di Ranieri è la porcata più grande della storia del calcio e mi auguro l'Leicester in Serie C, sinceramente, perché è una vergogna di proporzioni incredibili. Veramente il Leicester merita il baratro. Deve ringraziare esclusivamente Ranieri, una cosa oscena proprio. Occhio Fioi. Dai Fioi, dai. Ah, peccato. Niente ragazzi, purtroppo campionato va un po' così. Buono. Niente, non entra una, non entra una. Sì, devo aggiustare il piede sì oggi. Il Cume se ne va ancora per l'ennesima volta. È stanco adesso però. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli. Forse fuori gioco. Sì, era fuori gioco, era fuori gioco. Niente, non arriva il gol, ma sinceramente anche la mia testa è proiettata sull'Europa League, sinceramente. Tanto ringrazio Apicella, grazie Api per la donazione. Grazie mille, veramente mi è arrivata la notifica adesso. Troppo buono. Grazie Api, anche l'Api veramente. Come creare gente povera con Api. Grazie Api, veramente. Troppo gentile. Un abbraccio grande. Però abbiamo pareggiato. Peccato. Un saluto anche a Paolo Trombini, grazie caro, molto gentile. Lei è veramente una persona gentilissima. Ok, cioè, il cartone di Nicola, un conto aperto. Oh, cosa mi... No, a luglio! Non ci credo. Forfioi, purtroppo è finita la stagione, eh. Cioè, abbiamo finito la stagione? Non ci credo. Che cazzo facciamo adesso? No, non ci credo. 11 settimane fuori. Cioè, finisce così la stagione. Perché io ho salvato, cioè, il salvataggio automatico. Non ci credo. Eh sì, se no dovremmo rifare le partite. Come nessuna promozione, Eddie. Comunque, raga, finisce incredibilmente la stagione. Terzo infortunio stagionale, cioè, è pazzesco. Adesso vediamo cosa devo fare, ragazzi. Aspetto anche il vostro parere, ma purtroppo l'infortunio c'è e non c'è niente da fare.
Finisce qua il sogno, 1000 sogni finiscono. Che schifo però. Ma cos'è niente promozioni? Che cazzo vuol... Scusami, vecchio mio, ma non capisco la cosa vuol dire. Allora, sono sconvolto, sono sconvolto. Vabbè ragazzi. No, Fioi. Ragazzi, bisogna essere corretti e così. Vai. Palermo sta crollando in maniera disumana. Non c'ho parole. Non c'ho realmente parole. Perdiamo 1-0 in casa. Niente, finisce nella maniera peggiore possibile. Tutti i sogni di gloria. È andata così. Ma viva il Trombini, ragazzi. Quanto me lo godo il Trombini. Niente, purtroppo non ci sono, non ci sono parole, no. Non ci sono parole, no, purtroppo. Destino beffardo, sì. Palermo le sta perdendo tutte senza di me. Crollo definitivo. Proprio nel momento clou della stagione perdiamo tutto, Dio Cristo. È brutto perdere così. Crolliamo, la finale sarà Roma-Ajax. Palermo lascia l'Europa League senza però il suo giocatore principale. Peccato. Palermo le ha perse tutte con l'Inter. Mamma mia, un tracollo incredibile. Ci siamo fatti un culo così per poi non fare le semifinali, ma era incredibile. Vabbè, Palermo le ha perse tutte quante, finisce anche fuori dall'Europa in 10ª posizione, vince l'Inter lo scudetto, incredibile. Guarda che tolgo l'iscrizione, ma Paolo, sei tu Paolo Trombili che mi fai del male, che mi offendi così, cioè ti voglio bene, tu mi offendi così. Io ti stimo, vecchio mio. Vabbè. Certo che avevamo una sfiga, ragazzi, mamma mia. Oh. Vabbè. Adesso vediamo, speriamo di poter andare al Milan, cazzo. Ma poi abbiamo finito la stagione nel peggiore dei modi, incredibile, proprio qualcosa che va al di là. Ma vaffanculo le marche. Vediamo se possiamo andare all'AC Milan di Milano. Speriamo. Siamo 85, chiudiamo con 33 presenze e 6 assist, sì, in totale praticamente, ok. Il Crotone va giù, Godo, Bari, Cagliari e Ascoli. Va bene.
iniziano le trattative. No, ragazzi, voglio andare al Milan perché non sono mai andato praticamente. Cioè, voglio far vincere qualcosa al Milan a sto punto. Comunque, no, la competizione. L'Europa League. Non si vede. Aspetta. L'ha vinta l'Ajax. L'Ajax e Bayern Monaco la Champions League. Quindi la Roma ha perso. Tra due italiane nessuno ha vinto l'Europa League. È una maledizione l'Europa League. Oh. Mamma mia. Prima di andare all'estero voglio provare a vincere qualcosa col Milan. Nicolò, non li vedo. Aspetta un attimo, Nico. Perché in questo momento non li vedo. Vediamo. Vecchio mio, non li vedo in questo momento, Nico. Che sei trasferimento, vediamo se possiamo andare. Vediamo. Ma che palle però, ma Dio Cristo. Forse perché sono infortunato, cazzo. Allora è un problema perché a Palermo non ci sto più. Vediamo chi è in Champions League. C'è il Napoli, ma anche no. No. Juventus, Inter. Ma come cazzo fa se danno in 6 squadre? Celtic. Ma non lo so, sinceramente, non lo so. Potrei provare. Magari una squadra che gioca la Champions, cazzo. Ma il Bayern, vediamo la squadra che ha vinto la Champions per curiosità, per capire. Però se siamo io ho paura che sia l'infortunio il problema. PSG. Ospitami dove vuoi, vecchio mio, non c'è problema. In Bundes, vediamo il Bayern Monaco, magari, cazzo, almeno vinciamo qualcosa sicuro. Sicuramente, la vedo molto dura. Saint-Étienne. Borussia. Borussia sono già stato, ragazzi. Proviamo anche l'Atletico, sì. Cazzo! Non ci credo, il Bayern mi vuole, vado subito. Che sporo, vado subito al Bayern! Non ci credo! Siamo al Bayern Monaco. Vabbè ragazzi, cioè... possiamo vincere veramente tutto, Allora andiamo dopo al Milan. Godo, cazzo. Siamo nella... Cioè... Dai, dopo è arrivato l'infortunio, è arrivata una bella notizia. Yes! Sì, me lo godo il trasferimento al Bayern, porca puttana. E c'è già la Supercoppa di Germania, possiamo già vincere un trofeo, cazzo, così, però sono rotto probabilmente. E si va in Bundesliga. Guarda che bello, guardalo. Dal Palermo alla Bundesliga. Cioè, sono già titolare, ragazzi, incredibile. Il Bayern campione d'Europa ha acquistato il Cume. Ciao Fioi. Supercoppa e andiamo subito. Incredibile, ragazzi, veramente incredibile. Vediamo la squadra con Hulk siamo. Douglas Costa, Thiago, Vidal. Vabbè, non c'è Lewandowski. Ah, perché forse hanno venuto Lewandowski. Devo fare il tono della situazione. Ragazzi, questa è l'occasione della vita, Supercoppa di Germania.
Vai raga. Debutto subito le possibilità di vincere un trofeo. Qua deve esserci veramente l'esplosione definitiva di Veneziano, eh. Sì, qua bisogna esplodere ragazzi, Qua 144 persone pronte a vedere il Cume esplodere. Quello che ho fatto a Palermo è servito. Saluto il Palermo, lo ringrazio di tutto, ma adesso c'è l'avventura più bella. Dobbiamo fare come Luca Toni, ragazzi. Siamo qua per vincere tutto. Al quarto anno è arrivata l'offerta incredibile, non me la sarei mai aspettato. Ho la sensazione che sto Bayern farà cagare, speriamo di no. E dopo c'è la rivincita con live. Possiamo vincere 2 trofei, possiamo vincere, io ve lo dico. Mai vinto niente in live. Vai Cume subito. Come si gira, peccato. Vai ragazzuoli. Mamma mia, fuori di me, devono giocare più di squadra, qua i campioni ci sono. Sì, gestisco meglio l'energia, assolutamente. Adesso devo capire dove cambiare il numero, perché non mi ricordo dove si cambia il numero. Devo prendere il mio 9, cazzo. Sì, Luca, cazzo è vero, Verona, Palermo, Bayern, sì, ma io sono un po' il Luca Toni della situazione, sì. Delle strabaracche, però... Cioè, è un po' il giocatore mio, cazzo. Oddio, subito fallo, subito brutto fallo. Niente, mi ammazzano, Mi ammazzano. Il Toni veneziano, figli. Dai, cazzo, voglio il trofeo, lo voglio portare a casa. Ancora! Mamma mia, sono appena rientrato dall'infortunio e già mi vogliono riammazzare, oh. Incredibile. Dai, fioi, dai. Si vede che è una finale partita un po' collosa. Grande sponda, bellissima sponda, ma non me la può passare così, però. Guarda che non siamo il Palermo o il Verona o il Crotone, cioè, insomma, a fare merda. Bellissima questa, il Cume fa un buon passaggio. Tira, tira! E non tira, e non tira. Aia. Bravo Neuer. Stiamo giocando anche bene, ma non arriva il gol. Bravo Cume. Il Cume la perde, ma la recuperiamo bene. Mamma mia, niente, siamo sempre là per tirare. Ma il Gladbach si difende bene. Fine primo tempo. Vogliamo il video ignorante Cume Ribéry, va bene ragazzi. Non può essere una partita collosa, dobbiamo stravincere cazzo col Gladbach in coppa. Roba nostra, roba nostra. Dai ragazzuoli. Dai di testa, bravo Cume. No! Senti un po' la tensione comunque veneziani. Le tifose tedesche sono già pronte con le tettone al vento per il Cume, speriamo bene.
Dai cazzo, voglio portare a casa il primo trofeo della carriera. Bellissima azione del Monaco. Niente, oh. Fermato il veneziano ancora, ma la recupera di gran carriera. La Madonna che fisico. Dopo però su 3 giocatori il terzo non ce l'ho fatta. Bravi Fioi, bravi, dai che andiamo, dai che andiamo. Occhio. Vai veneziano, venezianone scarta tutti. Niente da fare, devo essere un po' più tranquillo, sono un po' nervoso oggi, sbaglio robe semplici. Mi viene a trovare in Germania il po'. Dai ragazzo, niente da fare. Ciao Nicolò. Entra Francuzzo, Ribéry. Bella questa, dai, grande Kume che la recupera. Il Kume la recupera. Dai che gol lo stesso. Gol! Il Kume non segna ma c'è il gol del Bayern. Hulk. Viene giù lo stadio ma il Kume non segna, non c'è niente da fare in un momento veramente difficile. Ciao Puffo Gamer. Buon 1-0. Il Kume fa tutto benissimo, però purtroppo sbaglia la cosa più importante, il gol. Attenzione, aia. Questa è buona. E vaffanculo! E arriva anche il gol di veneziano, io sto qui. Boom! Fermata la coppa. Grande Bayern. E arriva anche il gol di veneziano. E mette già la sua firma sul primo trofeo del Bayern. Perché insomma, salvo miracoli, è nostra la coppa. Bravi ragazzi, bravi. Occhio. Ciao Gammerx. Siamo in 150 a seguire le gesta del Kume che porta a casa il suo primo trofeo. Ormai lo dico, non me ne frega un cazzo. Mamma mia. Porco. Ma perché parlo? Dio Cristo. Oddio, adesso c'è il panico. Dai che possiamo richiuderla ancora. Ancora veneziano, scatenato adesso il bomber. Fermato qua purtroppo. Attenti raga, attenti. Oddio. Come l'hai detto, sì. Buttala via, Fioi, buttiamola via. E ancora bellissimo passaggio per veneziano. Che Bayern, signori. Che Bayern! Bel tiro, ma veramente paratissima, Buttala su. E si va a vincere. E arriva il primo trofeo per veneziano inquadrato. In lacrime. E si va a vincere la Supercoppa di Germania. E si va a vincere il pianto del Gladbach che io godo. Guardalo, guardate quest'uomo. Questo è il Kume. Tisi e Scume. Mamma mia, che bella scena, che belle immagini. Bene che sono in tendenza. Ottimo.
Buon successo, veramente. Guarda il come saluta! Guarda il come saluta! Cioè, una persona inutile questo Kuma. Ok, e si vince la Supercoppa. Ora guardalo. Guarda il come saluta. E arriva il primo trofeo. Adesso c'è un trofeo ancora più importante, la Supercoppa Europea. Ok. Adesso io vorrei cambiare il numero, però. Come si fa che non mi ricordo più? Ok. Ah, Lewandowski c'è ancora, Fioi. Ok. Statistiche carriera. Ma non c'è la roba dei trofei vinti? No, vabbè, comunque, insomma, abbiamo vinto il primo trofeo arrivato. Eh sì, adesso bisogna battere l'Ajax e vincere anche un trofeo internazionale. Vendica il Palermo, eh sì ragazzi. Ciao Totrix. Dai ragazzi. Eccola qua. Eccola qua. C'è molta tensione. Stupendo. Hummels porta la Champions. Il capitano dell'Ajax, se non ricordo, fa un piccolo vaneggio. Porta la Coppa l'Europa League. Che poteva essere nostra. C'è una tensione indescrivibile. Mamma mia. Ciao Toto, Ciriolo e Ciriolo. E si va ragazzi per un altro sogno, l'Europa League e la Supercoppa Europea. Dopo il primo trofeo della Supercoppa di Germania. Subito veneziano, subito alla... Oh, c'è l'Ajax, dobbiamo indicare, potevamo giocare noi col Palermo contro l'Ajax purtroppo. E invece purtroppo l'infortunio ci ha levato questa gioia. Vabbè. Pazienza. Dai, lanciami, vai, lanciami. Niente, la prende però l'Ajax. Bellissimo tacco. Il Kuma in aria. Viene fermato. Mamma mia. Subito partiamo a bomba però, Subito si parte a bomba. Bellissima azione. Che... Mamma che numero, peccato. Ciao Football Show, grande football. Ottimo. Mamma che azione che... Mamma che azione! Che azione d'antologia! Mamma mia, madonna che Bayern, Fioi. Mamma che azione. Ancora il Cume di tacco! E c'è il gol, ma cosa si era inventato il Cume? 1-0 Bayern. Douglas Costa, ma il Cume di tacco, giocata sensazionale. E si parte subito la bomba sto Bayern, mi sembra discreto. E qua bisogna esplodere ragazzi. Che tacco del Cume, raga. Mamma che Bayern. Mamma. Ah, peccato. Mamma, ancora il Bayern. Ancora il Bayern. Puttana miseria.
Come stiamo giocando? Palo! Palo ancora! Non ci credo, doppio palo prima del Kuma e poi del mio compagno. Mamma come... No, no, in Bundesliga la vinciamo, cazzo, la vinciamo la Bundes. Pazzesco, ancora palo, cioè quanti pali, oh. Guarda come giochiamo, guarda quante palle recuperiamo. Mamma che Bayern, mamma che Bayern. Qua mi ha fermato bene però, Sì, lo cantiamo tutti il coro, siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. Occhio, no la beffa. No. Occhio. Grande Neuer, mamma mia, grande Neuer. Grande Manuel. Vai, toc e andiamo. Per un attimo proprio. Hai ragione Facchinetti, hai ragione Fac. (1-0), grandissimo Bayern, stiamo letteralmente dominando. Manca solo il gol al Cume. Prestazione sublime. Spondona del Cume non va. Il Cume la recupera però. Bellissimo. E c'è il palo, gol! Primo selfie! Ed è gol anche in UEFA Super Cup. 2-0. Mamma mia che Cume. Ciao Massimo, mamma mia, buono. 2 partite, 2 gol. Mamma mia ragazzi, ancora Veneziano che la recupera. Vedo il Cume del Chelsea e del Monaco, raga. Il Cume, boom! 1-2! Mamma mia, 1-2 micidiale di Veneziano. Supercoppa a casa. Doppietta di Veneziano. Ecco il Bode è andato. Vai a letto Bode che poi dormi stanotte. Vai. E vuole la tripletta. Me l'ha detto qualcuno, la tripletta. Vuole la tripletta come in Supercoppa. Mamma mia, fuori di niente. Il veneziano c'è, signori. Mamma mia, vogliamo che il Paolone d'oro, vogliamo. Vogliamo il Paolone d'oro. Hop. Vai che andiamo, distendiamoci. E il Cume vuole la tripletta. E c'è anche la tripletta. Boom. 4-0 ragazzi, 4-0, triplettone, aveva ragione Terminator, un Oscar a Terminator. Mamma mia che gol. Con le 3 tedesche, ecco il pod è andato, fe ufficiale. Mamma mia, non si vedeva un Cume così dai tempi di PES 13. E Terminator ha ragione, per questo Terminator si merita un premio in gettoni d'oro.
Mamma mia ragazzi, come sono entrato su sto Bayern. Me lo sono preso di capo. Potevamo vincere la Supercoppa, cioè l'Europa League col Palermo comunque. Secondo me. Ecco, il Bode veramente ragazzi, il Bode c'è. Bravo Neuer. Dai ragazzi, su. Buono. Ah, peccato. Mamma, adesso ci facciamo la prima di campionato e poi chiudiamo questa live. Il Cume vuole il poker il Cume, vuole il poker, lo pretende. Guarda quanti palloni recupero, fioi. Sto Bayer è illegale per il momento, speriamo non sia solo un momento, ma sia sempre di tacco. Se entrava questa me ne andavo. Se entrava questa me ne andavo, mamma mia. Eh sì, il Milan rosica, sì, cazzo, che deficiente il Milan, anche nel gioco è coglione il Milan purtroppo. Stop, sublime, ho provato una cosa un po' impensabile. E portiamo a casa 2 trofei nella stessa diretta, ragazzi. Questa è tanta roba. Il Cume ci prova ancora. Il Cume, madonna, questo è un trattore. Mi sono fermato ma solo perché questo è un porco. L'ho messo privato, non mi ricordo il perché, forse perché avevamo problemi di copyright. Era quello collino nazionale che purtroppo me l'hanno bloccato per copyright. Vai Cume, vai ancora il Cume scatenato. Buon passaggio. Ciao Kaka. Guarda come gioca sto Bayer. Tutto il mondo adesso ai piedi del Cume. Guarda come è sbilanciato l'Ajax, poverino. E si va a vincere anche questa, ragazzi. Si va a vincere anche la Supercoppa Europea Man of the Match veneziano. Supercoppa di Germania e Supercoppa Europea. Grandi ragazzi. E festeggiamo. E festeggiamo con i screenshot. Grandissimi ragazzi. Eccoli qua, vai di screenshot. Guarda come saluta, guardalo, guardalo. Ho vinto più in questa live che in tutte le altre live della storia. Dai, Cume, alzala anche tu da solo, però. Niente, vai, peccato. 8 in pagella, grandissimo. (4-0). Altro trofeo portato a casa. Però non ti... Ma c'è un modo, non c'è una roba con i trofei? No, non c'è? Vabbè. Prima di campionato, ultima giornata per oggi contro l'Hertha Berlino e poi chiudiamo la diretta con 2 trofei cumendiani.
Numero preferito? Ma non me l'ha dato allora. Niente, allora prendiamo il 10, anche se è un numero di merda. Vai. Vai. Ok ragazzi, Bayern, Monaco, Hertha di Berlino. Ok fioi. Allianz Arena e andiamo. Sono molto soddisfatto di questi 2 trofei, cazzo. Adesso vediamo il debutto in campionato. Vipers ci ha un po' preso in giro, ci ha detto che faremo male in Bundesliga, speriamo di no. Intanto Supercoppa Europea e Supercoppa di Germania sono in cassaforte. E ci sarà anche il debutto in Champions, non vedo l'ora, cazzo. E anche il mondiale per club? Ciao, fioi. Vai, Kume. La grandissima azione del Bayern. Ancora cominciamo subito. Peccato. Occhio. Mamma mia. Fuori gioco. Non ho il bow del sesto pu. Dai, cacchio. Molto bene, molto bene. Ottimo, dai, fioi. Fallo ancora rotto, non ci credo. Porca miseria, oh. Ciao, Davide Guzzanti. Muzzinati. Che tiro di merda. Che tiro del cacchio, porca miseria. Buono, buono, dai che dobbiamo trovare il gol, cazzo. Dobbiamo sfatare il mito che in Bundesliga facciamo cagare. Vai, bellissima azione, vai Kume. Niente, non sono ancora pronto per le finte di tiro. Dai ragazzi, però. Sì, bisogna conquistare il terzo Reich. Bravo Kume, dai che andiamo. Dai che è roba nostra. Fuori di niente, siamo che sfortunati, cazzo. Dimmi Eddie, scusami che sono concentrato sulla partita. Dai ragazzuoli, dai. Occhio, occhio. Dai cazzo, la pressione partita in coppa non possiamo giocare così. Il morbo di Puppenaz.
Ai ai ai. Dai, recuperiamo sta palla. Ok, perfetto. No, ma dov'è il fuorigioco, dai? Primo tempo un po' così, eh? Dai, cacchio, dai. Buono. Dio Cristo! Mamma mia che nervi. No, Kumo 89, Boddi 89. Dai, questa è bella, questa è bella. Mamma mia che paratone. Dai, Fio, svegliamoci. No, Vipers, no. Non sarà così, Vipers. Dai, Fioi, dai. Dai, cazzo, però. Niente, con l'Erta non riusciamo a trovare il gol. Non capisco, sinceramente. Dai, non si può sbagliare in casa con l'Erta Berlino, però. Dai, Neuer, bravo. Bravo Kuma. Vai Kuma. Non perderla. Vai Artù, bravissimo. E il Kuma la perde. Ma potremmo giocare anche in coppia con Lewandowski, cazzo. Cioè, uno non esclude l'altro, che siamo simili. Oh, là che giocata! Gol! Mamma mia che missile! E silenzio! E silenzio, arriva il gol! Mamma mia che missile, 1-0, primo gol anche in campionato. Mamma mia che goeasso, e il goeasso. Ciao Riccardo Baldo. Che gol, Fioi. Che giocata di Veneziano e che missile, Fioi. Attenti, attenti. Bravi. No! Non so, non sto capendo a volte cosa devo rispondere a Eddie, sinceramente, perché... No! Buttiamola su. Bravi comunque, bravi, bravi, bravi. 88esimo.
Ciao Nassim, un Mac, spero sia questa la pronuncia, scusami. Dai che si va a vincere. E si va a vincere 1-0, firma del Cume. Grandissimo Cume. Grandissimo Bayern. 3 partite, 3 vittorie tra campionato e coppe. Sì. Eddie, non è Cume 89, è il canale di Il Bode 89. Il Bode 89. Ragazzuoli, io vado. Salviamo. Arrivano i primi 3 punticini, 87 di parametri. Madonna, siamo fortissimi diventati. Ok. Siamo bestie adesso. Ciao Beppe Morana, grazie. Sì, eccezionale questo Cume, eccezionale veramente. Allora. Salva. Salviamo 3 volte. Salva. E ok ragazzi. Eccoci qua. Quindi triplo salvataggio. Ok. Ragazzuoli, un saluto dal Comandante Venezione, vi ringrazio per il supporto, veramente incredibile come sempre, siete i numeri 1 come al solito. E niente fioi, buona domenica, fate i bravi e niente, grazie di tutto, grazie all'API per la donation, siete fenomenali. Ciao ragazzi, un abbracciotto, ciao!